L'amascio parpaio. En unos perdus ruacha nuellos en auto Valmairo, vivia una vidua a due fi. Reservai un brencio, come sovente in loro devion essere spremos montagno, tenio la mison, lo picciò tort, e chiudio un navacio, dos chabros e du catregelinos. Su munde parecia tutti lai, entre volto e pra, impegnac di fi e a cercar de sobrevivere. Ma la nuec, curo tutti dormien, a questo fremo se tramudavo. Duberte lu gran libre del comand, pien de mascherios, pariavo a bus verbos de meisinos per gerir ome e bestios. De fac, era un mascio piasento, che avio piccare giù agli autre che farlo malmando. Suvent se tramudava un sevitulo, lup o vurp, per bugiasse in tal bosca l'escur. In botalan montava un chiota entre Valmairo e Valgrano, ente se passava lu tabaleri o balde mascios, lur cumbegna bulu demoni. En giur siei fi, vengu grant, e avion dic che se seria un meran franso, passantes montagnos per cercar fortuno. La fremo maleruso avio scasi piurà, ma gli avio pariau fardel, e gli avio imbrassà sperant che trubeis un fito un travai. Ista da suleto in tal casei, lu giorno avio continuato a travagliar la terra e a chiudere sbestios. La nuec la passavo derveià, pieno de stent per il fi del luegn. En sere stentuso, maraman avio decidut partir per anar trubar siei fi in Franso. Avio pa paur del bosc, la nuec, e come era mec settembre i viol serion stat bel caminar. Ma proprio che la nuec, un oseio de neuro ribalza montagno. La fremo, per la grande ueio de reveire fi, s'ero pa fermà. E pian pian avio començà a sprofondare nella neo auto, gagnà dalla freite e da Lauro. Scasi morto, avio un cagu la forza de se tramudare in parpaiun, e parei ero a rubà a liberasse dalla neu, volante a imbrassarsi ai fi. Despoi a quel moment, esconosciuo come mascio parpaio, e dien che encara un cui, apres de secle, tuci iam vene veire su un casei en volant, beleu, sot furmo del parpaiun, zigene e fialtes, a bualo su russos e bioios. La masca, mascia o mascio, strega amica del diavolo, è una figura presente nell'immaginario di ogni borgata alpina. Donna in genere anziana, ma a volte anche giovane e bella, poteva trasformarsi in animale e governare le forze della natura. Spesso rapiva i bambini, minacciava la comunità con ricatti, scatenava epidemie o avversità atmosferiche. La mascia non poteva morire finché non fosse riuscita a trasmettere il proprio potere a un'altra persona, anche solo sfiorandola. Esistevano anche figure maschili, dette masciun o magu. Come le donne, anche loro facevano la fisico, compivano magie e gettavano il malmanda, il malocchio su persone, animali e proprietà. Chi era colpito dalla maledizione era detto Mmascià. Per annullare il maleficio si dovevano bollire gli abiti o colpire un oggetto appartenente alla masca. Se la masca di notte si trasformava in animale e questo veniva ferito, al mattino la donna avrebbe riportato sul corpo le stesse lesioni e in questo modo si rivelava la sua vera natura. Le masche conoscevano anche le erbe officinali e le loro proprietà ed erano in grado di curare le malattie.